nella camera da letto un armadio solo ci dobbiamo mettere. Sopra il comodino niente più. Un panorama e un armadio. Così dici. Niente, allora raccontami di queste, diciamo, ai tempi dell'arancino. Mi ricordo che ci alzavamo la mattina alle 5, cercavamo di mangiare qualche cosa, perché veniva una fitta nel cervello di fame, proprio, sai quando ti piglia la fame quella cronica, quella per cui tu non riesci più a ragionare. Finiva un giorno ha aperto, sai, vicino alla via Schilo, ha aperto una friggitoria che arrivava ad odore fino al Vaticano. Cioè a un certo punto, Quella è la friggitoria. sì, a un certo punto ho scoperto le arancine. L'avessi fatto Ho capito, cioè, ho capito. se tu sai cosa significa. Ci sto illuso. Cioè io là entravo ogni giorno alle 4:30 di sera. Cioè, ti dico proprio niente alla carne, al burro, di muovere, mister, impazzivo, lavoravo pure peggio. Certo, immagino. Certo, certe volte mi pigliava un problema di stomaco che dicevo in sala prove non si poteva stare, proprio niente, puzza, il gabinetto insasato. Però le arancine erano veramente buone, proprio scegli muovere. Io mi ricordo che ho provato anche a dire, ci fate pure qualche cosa di diverso, canzoni fritti, spincionelli, perché io uno o due me li mangio. Poi, sai, prima io una volta sono stato anche a Palermo, i cannoli, le angele fritte, tutte cose. Però certo, prima del doppiaggio ci voleva. Proprio mi dava lo stimolo a lavorare meglio. Mi sentivo pure incoraggiato in quello che facevo. Pure le giornate che c'era molto freddo, che la mancina non andava a mancare mai, perché poi doppiare quello, doppiare quell'altro, minchia, una pausa all'altro, e mamma l'arancina. Mi ordinavamo 10, 20, 30, cioè dipende, una volta pure una centinaia l'abbiamo ordinato, mi vergogno a dirlo, ma minchia, mi passava in netto a mangiare l'arancino, di velletto, cioè, No, immagino, sai, immagino. Devi sapere che quella friggitoria si chiamava Angelo mio, amore mio, gioia mia. Era proprio, diventò la famosa in tutta Roma ne parlava. Le suore organizzavano gite in pullman, riccare dalle con le educande per andarci. Una volta figurati che venne una trentina di suore di clausura. C'era c'era la febbre dell'arancina, una dietro l'altra, pizziculiare così. E niente, poi durante un doppiaggio mi ricordo che mi affogai perché le nascondo sempre nel giubbotto e quella volta tirandole una dietro l'altra, mangiandomele, parla serio, ci sputare tutti sopra la direttrice col doppiaggio e quindi niente, gli darò una pazza, non può immaginare. E io ho dovuto pagare tutta andare alla fine. Quel giorno mi vergogno un pochettino a dirlo. un cancietto, Però ti devo dire la verità, mi mettono in castigo per un letto. Metto un castigo per un letto e quel tempo avevo però di stare solo al buio. A me piacciono le arancine, ti devo dire la verità, ma hanno portato panini con la mizza, spincionelle, crocchè. Insomma, la sala doppiaggio era diventata quasi come un boschetto. Figurati che il 1° maggio noi ci riunivamo là per fare scampagnata. E usavamo solo film dove mangiavano gli attori. Gli attori mangiavano e noi ci mangiamo. Indubbiamente. Perché era più facile, ci senta così, mangiano. Beh, il doppiaggio veniva bello facile. Pareva mangia. E io, e chi tu mangia? E tu mangia, io mangio pure. Guarda, avevo pensato pure di salirmi una bella graticola per fare no, signore, perché ormai farei, ti giuro, ormai ci vedeva qui gli occhi la fame. Cioè, ormai io mi alzavo questo pensiero, a mangiare l'occhio non ci vedeva più. Tu ci hai portato mai ma comunque. La so se lo offro io, ora ti faccio mangiare la cosa io. Ma niente, io quella della carbonella ci devo riuscire. Prima di fare il doppiaggio, una bella carbonella quadrata e ci metto su pasticchio alla salsiccia, in bottine, tutto quello che c'è a casa che mi calzo, perché io se devo lavorare devo mangiare bene, perché sennò non riesco a lavorare. Il doppiaggio non le faccio più. E basta, perché io sono fatto così. Cioè tu che pensi che io cameriere il conto che pago io, offro all'amico Fritz, si preoccupa, io sei amico mio.